Cristina Bastianello del Centro Veneto Progetti Donna. Quando una donna si rivolge a voi servono aiuti su diversi campi, aiuti sanitari, aiuti dal punto di vista legale, ed è importante tra i vari soggetti fare rete. È questo un po' il messaggio del convegno di oggi? Sì, è molto importante fare rete. Infatti siamo molto soddisfatti di aver avuto questa giornata oggi, di questa opportunità, perché abbiamo messo insieme l'università, quindi i saperi, l'eccellenza, insieme con il Comune di Padova che si fa carico di questo fenomeno, il privato sociale che siamo noi, un'associazione di volontariato che si occupa di violenza, e la sanità con l'azienda ospedaliera, e credo che sia molto importante approfondire i temi. Oggi studiamo il tema della violenza. Ecco, e finora cosa è emerso? È emerso appunto quanto è importante approfondire i temi e il confronto fra i diversi attori che con i loro ruoli, con le loro competenze, con le loro diversità anche di opinioni, mettono insieme e poi fanno sintesi di quello di cui c'è bisogno nel nostro territorio. Sono numerose le donne che si rivolgono a voi? Sono tantissime. L'anno scorso, nel 2013, abbiamo avuto 752 donne che si sono rivolte ai nostri sportelli, e credo che quest'anno poi sono in aumento. Abbiamo quasi 3 donne al giorno che ci chiedono aiuto. È importante che queste donne ricevano una risposta concreta.